Nel 2015 ho creato una community su Facebook a tema baby wearing dove si sono radunate tantissime mamme nel giro di poco tempo. Da questa community è nata l'esigenza a un certo punto di avere una giacca che potesse portare i bambini ma anche che potesse essere utilizzata in gravidanza e in più stagioni. Non avendola trovata sul mercato ho deciso di farla io e così nel 2017 ho creato il primo prototipo e a ottobre 2017 ho lanciato il primo prodotto a marchio Wear Me per poi creare la startup innovativa nel 2018. Secondo me un imprenditore deve avere una forte resilienza perché durante l'attività sono tantissimi i problemi e gli ostacoli che puoi incontrare, quindi è importante avere una motivazione, una resilienza che ti permetta di andare avanti. Noi per esempio abbiamo aperto e l'anno successivo è arrivato il Covid e abbiamo dovuto affrontare subito una grossa crisi che non è stata semplice. Poi sicuramente la capacità di guardare oltre, quindi di cercare di vedere sempre in una prospettiva futura, il confronto con le persone con cui si collabora e poi quello anche di continuare a formarsi non solo nel proprio lavoro, quindi nel proprio ambito specifico, ma anche proprio formarsi come persona per aumentare le proprie skill. Abbiamo avuto dei momenti molto difficili appena partiti perché dopo un anno è arrivato il Covid e noi facevamo principalmente capi per stare fuori e quindi a un certo punto le vendite si sono totalmente arrestate e avevamo tra l'altro appena rifornito tutto il magazzino. Lo abbiamo superato cercando di capire qual era l'esigenza in quel momento della nostra community, dei nostri clienti e siamo ripartiti con delle videoconsulenze per aiutare i genitori a scegliere le fasce marsupi mentre erano a casa e abbiamo cercato di tenere attiva la community tutto il tempo. Quest'anno invece abbiamo avuto altri tipi di problemi perché sono aumentate molto le materie prime, ci sono stati problemi di produzione e quindi abbiamo dovuto riadattare il nostro modello di business a tutte queste difficoltà che si sono presentate e che però siamo poi riusciti piano piano a superare egregiamente.